fatture false per oltre 26 milioni di euro, quindi veramente un importo cospicuo, e un'evasione di circa 8 milioni di euro di imposte e quindi un sequestro di beni pari a questo valore. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Venezia che ha scoperto una grossa frode fiscale nel settore tessile. 57 gli imprenditori indagati, 50 in Veneto, 3 in Friuli Venezia Giulia, gli altri dislocati in varie regioni, tutti di nazionalità cinese, eccetto un italiano. L'operazione, eseguita dalle Fiamme Gialle del secondo nucleo operativo metropolitano di Venezia, era partita dalle verifiche su un imprenditore cinese residente nel veneziano, titolare però di una società fittizia con sede a Oderzo. Avevano creato una rete di prestanome che partiva proprio qui dal veneziano, da Mestre in particolare, sempre della stessa nazionalità asiatica, e questi prestanomi mettevano nei confronti delle imprese tessili fatture false. Poi i prestanome scomparivano, le imprese tessili contabilizzavano queste fatture false che gli consentiva quindi di abbattere il reddito e di non pagare le imposte per quello che gli era dovuto. Gli investigatori hanno ricostruito i flussi telematici delle fatture elettroniche, geolocalizzando attraverso gli indirizzi IP le postazioni da cui erano stati emessi e registrati i documenti falsi. Abbiamo già individuato diversi immobili, parliamo di magazzini, appartamenti, garage che sono ora tutti soggetti a sequestro preventivo, auto di grosse cilindrata perché a questi personaggi piaceva anche la bella vita. Abbiamo sequestrato conti correnti per valore già adesso di circa 2 milioni di euro. Molto denaro contante anche grazie all'utilizzo del nostro cane che è abilitato a sentire l'odore del denaro contante. Questo ci ha consentito di trovare dentro le loro abitazioni, presso le loro aziende, parecchio denaro contante, sia italiano che straniero, e poi anche beni di lusso. Tenga conto che ad esempio abbiamo sequestrato orologi che ciascuno valeva oltre 160.000 euro. Al momento non ci sono misure cautelari personali, ma le indagini non sono concluse. Anche in queste ore stiamo continuando con i sequestri perché per noi è anche importante bloccare subito il patrimonio che loro hanno che sarebbe dovuto entrare dentro le casse dello Stato.